si sente odore di pesce. Ragazzi, forse ci siamo, proviamo il gelato. Sparito. Amici del canale, buongiorno e benvenuti in questo day 3 della nostra gita qui in Slovenia. Stamattina ovviamente il cielo è bello terso e abbiamo previsto una gita nel centro di Lubiana. Come sempre room tour. Questo è il balconcino, camera da letto, televisore a plasma, ingresso, abiti bagnati stesi. Abbiamo anche deciso persino di andare a lavare le moto perché proprio qui di fronte c'è un bellissimo autolavaggio e quindi meritano una bella lavata. Amici Urk! Ed ecco l'ardua preparazione per il lavaggio delle nostre moto dopo una tempesta tropicale. Qui abbiamo Joe che si sta destreggiando con il washer machine. Devi fare 1 con lo shampoo e 3 per lo risciampo. Allora, inserisco il gettone e si dice Danger Cavache de Instagram plan. è stato mount da start, quindi insomma per startizzare figa. Siamo in un taxi in direzione Lubiana. Destra. Prova a vedere se c'è la fragola di gelato. Vabbè, magari una birreria per la sera può essere che sia necessaria. Stiamo arrivando al fiume. Dopo il fiume cosa c'è? Montagna, perché io Questo è un hotel di quelli penso di lusso, cioè. Stiamo arrivando proprio nella piazza principale di Lubiana, che si chiama Piazza Prosegiachidio. E questa è una bellissima chiesa. Ecco ragazzi, siamo proprio qui alla piazza Presen. Andiamo a vedere i tre ponti dopo probabilmente essere entrati in qualche ufficio informazione a chiedere maggiori dettagli. I tre ponti, 1, 2 e là in fondo 3. Siamo sui tre ponti ragazzi, quello di fronte uno, siamo nel centrale e il terzo è là in fondo. E là sopra c'è il castello di Lubiana. Mezzogiorno, si sentono le scampanellì. Bellissimo, bellissimo. bello. Adesso stiamo andando a vedere la chiesa di San Nicola, ma non dovrebbe essere a Beri? Città morto, dove andiamo? Ciao Stefanuzzo, ci aggiorniamo, dai. Ciao Steve! No. Andiamo Anciughe. San Nicola. Beh ragazzi, sciamanin, dai. La tizia dell'ufficio informazioni ci ha detto che c'era praticamente una sorta di festa che fanno solo il venerdì, come non approfittarne noi. Guarda che bella! Paella! Sangria! Un cincinizzazione non la facciamo? Salute, salute! Allora, stiamo andando dopo questo buonissimo pranzo a vedere il ponte con i draghi. I draghi! Oh no, io non ho nemici! Dragon Bridge. Speriamo che non si incazzi il drago e sputi fuoco. Che bello però la vista poi del castello. Ecco la funivia, vedete? Mitico. Adesso dicono che è faticoso farlo. Piedi così. Gli addominali? Beh no, non deve essere facile.
Volete fare il giro? Una barcata? Qui si può, sott'acqua però. I mean, we go by... Start here, Yes. sotto il ponte, under the bridge, through the whole city center, Okay. old parts of Ljubljana, beginning of the nature, like here. Okay. Okay? Oh, canna, gelato alla fragola. Ragazzi, forse ci siamo, proviamo il gelato, cazzo. Vediamo se c'è. Come lo volete voi? Alla fragola! All'unanimità. Yes. Yes? No. Allora, io cioccolato, caffè. Coffee. One by Chocolate, coffee. We don't have. You mean like coffee Oh, cup? You okay, mean fine. coffee ice cream? Hai visto che non c'è? Tiramisu. Chocolate, Nutella. Okay. Io e minchia ci sono. Era ora, ragazzi. Stiamo prendendo la barchetta per farci il giro sul fiume qui a Lubiana, ma Pietro è sparito dalla circolazione. Pietro fuori dai c***oni. Oh, era ora! Hai fatto il bucato? Faded in this dark and smoky room. With your face reflecting bright green, brights and blues. You know I kinda want to disappear with you, but don't think that is what I would usually do. You know it's just that Zappi. E qua. the back is mine. The one that fuck this whole thing up, I do every time. Fire is burning through this silence. I can't take it, can't control this flame we started. You know I'll fire in my Dai ragazzi, quasi giunti al parco di Tivoli. Polenta? Ah no, Poletna. Basta mangiare e soprattutto bere. Deve essere questo il parco di Tivoli? Porco Dio. Facciamo un gioco, ognuno di noi imita un altro di noi. Che c'è un bar, sì. Giampi, noi ti aspettiamo qui e vai e torna. Facci sapere. Secondo me quei 300 grammi di Non pezzo. capisco. Ah no, bar forse lo scrivono anche qua come da noi. Tutto un po' in salita rispetto a livello del centro storico della città, però ne vale la pena perché la temperatura è cambiata di almeno 10 gradi, fresco, tutto immerso nel verde, una città veramente curata in tutti i suoi particolari, davvero. Complimenti a Lubiana, da riproporre. Senti che aria è. È finita la giornata lubiana, adesso buonanotte, ci vediamo domani.